da un po' di tempo che non mi occupo della comunicazione di quello che l'amministrazione sta realizzando. Con grande impegno l'intera amministrazione, tutti gli assessori, i consiglieri comunali si sono dedicati anima e corpo a cercare delle soluzioni agli innumerevoli problemi che attanagliano la città. Abbiamo necessità di fare un piccolo excursus. Noi come amministrazione ereditiamo un piano di riallineamento finanziario che prevedeva 50 milioni di debiti non pagati e 82 milioni di crediti non riscossi. Questo ha comportato per il Comune di Licata l'obbligo giuridico che non poteva fare nessuna spesa tranne quelle che non venivano ritenute indispensabili per evitare un danno grave e irreparabile all'ente. Il 7 marzo noi riusciamo a fare quello che avevamo detto, cambiare completamente il regime, dichiarare il dissesto finanziario per far ripartire il Comune a vivere. Cosa che abbiamo fatto? In quell'occasione la presunta opposizione si batte strenuamente per non consentirci di dichiarare il dissesto finanziario. Oggi ci viene detto che il dissesto finanziario andava dichiarato e ci viene detto che siamo rei di non aver approvato il bilancio stabilmente riequilibrato. Chiarisco alla città che per avere un bilancio stabilmente riequilibrato e quindi avere tutte le rimesse da parte dello Stato è necessario che tutti i servizi a domanda individuale vengano coperti direttamente dai fruitori, dai cittadini. La domanda principale è Tari, pagamento del servizio dei rifiuti solidi urbani. La Tari è per legge, la legge Ronchi, una tassa che va distribuita a favore di tutti gli utenti perché ognuno deve partecipare per la sua quota parte. La Tari non viene stabilita per caso. Noi ci siamo trovati nel 2023 la copertura di bilancio di 9/11 del costo della Tari. Quindi noi non avevamo in bilancio la disponibilità per coprire l'intera annualità. Cosa abbiamo fatto per coprirlo? Abbiamo avuto una forte azione di recupero dell'elusione, abbiamo recuperato 1 milione di euro che prima non venivano pagati, tant'è che la riscossione è aumentata notevolmente e per il 2023 abbiamo messo in copertura il costo della Tari utilizzando queste maggiori somme che abbiamo riscosso. Una volta dichiarato il dissesto finanziario nel 2024, noi abbiamo dato come copertura l'intero costo reale che era 10 milioni e 400 mila euro, perché aggiungendo il milione a quanto era già previsto precedentemente non c'è stato nessun cambiamento. L'unico cambiamento è l'aumento Istat. 2025 la stessa identica cosa, il costo della Tari non è stato modificato, il servizio rimane sempre lo stesso, dai 10 milioni e 4 è passato a 10 milioni e 5. Qual è l'analisi che va fatta? Chi paga la Tari e come viene applicata? Diversamente da qualche giullare di corte che ha detto che non esistono leggi che regolano il pagamento della Tari, la distribuzione della Tari, il Dante Causa gli ha chiarito che la legge Ronchi invece esiste e gli ha spiegato come si applica. Cosa ci siamo trovati ad applicare? Ci siamo trovati ad applicare delle fasce che dimostravano che alcuni contribuenti pagavano 1/20 del minimo. Mi riferisco ai ristoratori in modo particolare, che non pagavano quanto dovuto, ma 1/20 di quanto dovuto. Nel 2023 abbiamo avuto una pressione enorme per recuperare delle somme a copertura della Tari e abbiamo avuto un risultato positivo. 2024 la riscossione è crollata ugualmente. Oggi noi ci ritroviamo ad avere una riscossione Tari assolutamente insoddisfacente, perché dalle tabelle di cui siamo in possesso, che sono quelle ufficiali, abbiamo intere categorie che non pagano. Non me ne vogliono gli amici ristoratori e sono amico di tutti. Nella categoria dei ristoratori, per il 2024 la Tari l'hanno pagata l'11%, 89% dei nostri ristoratori non hanno pagato la Tari. Con il PEF, piano economico finanziario che abbiamo approvato nell'ultima seduta consiliare, noi abbiamo confermato la volontà di uscire da questo pantano di mancata contabilità e tornare alla normalità. Cosa significa tornare alla normalità? Se noi non avessimo approvato il PEF
e non avessimo dato copertura totale al costo della gestione dei rifiuti solidi urbani, noi avremmo creato un nuovo dissesto finanziario e avremmo allontanato alle calende greche il ritornare alla normalità. Quando noi abbiamo dichiarato il dissesto finanziario, ben 24 milioni di euro di trasferimenti dello Stato che erano bloccati perché non avevamo strumento contabile sono stati accreditati al Comune di Licata. E questo ci ha consentito di pagare tutte quelle ditte che avevano grandi crediti nei confronti del Comune e sono tornate a respirare. Tutte le cooperative e le associazioni che sono nel settore sociale non venivano pagati perché il Comune, non avendo un bilancio, non riceveva questi accrediti. Oggi li ha ricevuti e quindi noi siamo tornati ad essere solvibili a pagare. Oggi noi abbiamo avuto la possibilità di mettere in movimento tutto quello che era possibile mettere in movimento perché siamo tornati ad essere presenti, vivi. L'obiettivo è quello di avere un bilancio stabilmente riequilibrato da qui a poco.